Bentornati in diretta su Telefriuli, con a voi la linea. Cominciamo da Pordenone, dove è stato inaugurato oggi il nuovo polo vaccinale in fiera. In programma oggi 800 inoculazioni, poi a regime si arriverà a 1300 al giorno. Il nostro Daniele Micheluzza ha parlato con le persone in coda, in attesa appunto di ricevere il vaccino. Lo aspettavamo da tempo, abbiamo paura del virus, dicono in molti, e poi anche le persone fragili che tirano un sospiro di sollievo. Era ora che toccasse a noi. Dottor Chitaro, oggi parte la vaccinazione di massa qui in fiera, ecco, insomma, un lavoro anche importante di organizzazione e soprattutto la possibilità di somministrare il vaccino a quante più persone possibile. Qui vaccineremo sia quindi oggi gli over 75-79, ma anche tutti i pazienti fragili di tutte le età. Quindi nel centro contemporaneamente si utilizzerà sia il vaccino di AstraZeneca che il vaccino di Pfizer. Quindi oggi, diciamo come fase di rodaggio, aspettiamo circa 800 persone, a regime arriveremo a fare 1300 persone al giorno. E adesso ci mettiamo alla prova, vedremo, mi raccomando alle persone, non arrivate prima. Già stamattina ho visto delle persone che sono da un'ora in attesa prima dell'apertura, l'importante è non arrivare al massimo 10 minuti prima, tanto non succede niente. Eventualmente anche una persona dovesse arrivare un attimo prima, magari è meglio che aspettenda un attimo in macchina piuttosto che venire all'ingresso. Anche perché noi all'ingresso chiameremo in base all'orario di appuntamento. Ecco, quante sono le postazioni e quant'è il personale anche dell'ASFU impegnato? Allora, le postazioni sono 12, oggi ne useremo una decina e essendo che il lavoro va avanti tutta la giornata contiamo di utilizzare fino a 40 persone a giornata di ASFO qui dentro. Qual è l'obiettivo? Quante sono le persone vaccinabili e quante pensate in percentuale di coprirne? Allora, per la fascia 75-79 e nella provincia di Pordenone pensiamo di avere 12.000 e la fascia invece dei soggetti fragili è probabilmente più ampia, di tutte le età, e quindi in questo mesetto ci dedicheremo a queste due categorie. Presidente Pugliati, la fiera si mette ancora una volta a disposizione della nostra sanità e questa volta lo fa con questo polo vaccinale. Sì, naturalmente Pordenone Fiera è sempre a disposizione del territorio. Noi l'avevamo già detto fin da gennaio, quando siamo stati interpellati dal sindaco che voleva creare un polo di eccellenza. Eravamo pronti per fare un'altra cosa. L'ASFO ha detto che questo invece è il format di cui che è necessario fare e naturalmente non ci ha messi a disposizione. Non ci dimentichiamo che altri poli sono spesati quantomeno, oltre che pagati, e noi invece ci mettiamo a disposizione. L'importante è il risultato, per ora andiamo al risultato. Noi abbiamo dato la disponibilità intanto per 6 mesi, che è il massimo, con molti sacrifici tra l'altro, perché se noi dovessimo partire dovremmo usare gli altri ingressi e non quello principale, ma la nostra disponibilità è fino a fine ottobre, perché da quel momento in poi ci è impossibile avere questi locali occupati. È stato frutto di un lavoro di squadra tra la fiera, il comune, l'azienda sanitaria, la regione, la protezione civile. Ringrazio tutti, ovviamente anche il sistema dei comuni, perché questo non è l'unico polo vaccinale che partirà in questo territorio. L'unica arma che abbiamo per poter uscire da questa situazione è quella della immunizzazione di massa. Questi poli sono anche poli quindi di speranza, le code che ci sono dimostrazione che anche le titubanze su AstraZeneca, il tema dei vaccini non ha fatto presa e che i cittadini invece vogliono vaccinarsi per poter sperare che al più presto si possa riassaporare la libertà e la serenità. Sì. Fatto il vaccino? Sì, ho fatto. Tutto bene, lo aspettava? Tutto bene e lo aspettavo bene che venga. Una punturina neanche di ape e non si sente niente. Lo aspettava da tempo? Sì, quando si ha una certa età tutto bene quello che arriva. Era atteso, sì, perché qua si ha paura. Il motivo principale per cui lo vuole fare? Perché voglio essere immune, almeno avere la possibilità di poter uscire più tranquillamente, perché qua si va via sempre con pensieri brutti. Ho già avuto mio fratello che ha avuto il virus, pertanto ha fatto già 3 mesi di ospedale, per fortuna se l'è cavata e io ho paura. Era tanto che si aspettava i fragili, anche in ritardo. Lei che problematiche ha particolari? Fibrosi. Ecco, vedeva magari altre categorie passarle avanti e insomma, come reagiva a questo? Specialmente gli universitari, i magistrati. Quella è stata una vergogna. Comunque hanno fermato, va bene così. Allora, ha fatto il vaccino?
Sì, già fatto il Pfizer Ha particolari problematiche? e ho diabete. Quanti anni ha? Io ho 76. Quanto ha aspettato sto vaccino? Tantissimo, non vedevo l'ora. Speriamo che vada tutto bene, vabbè. Non vedo l'ora di tornare a Udine a vedere l'Udinese, la Serie A insomma. È AstraZeneca perché comunque rientro nella categoria degli insegnanti, perciò sì, da protocollo era previsto quello, quindi così. Io l'avevo prenotato e avevo il 17 l'appuntamento a Spilimbergo, poi c'era stato il blocco e di conseguenza è slittato, per cui ho fatto oggi appena avuto l'appuntamento, quindi per questo, non perché non volessi. Quindi senza nessuna preoccupazione? No, sinceramente no, poi sa, nella vita può essere tutto, però insomma non... Il ritorno del bel tempo e anche il perdurare della zona rossa ha portato molte persone a rimettere nuovamente mano agli spazi verdi in casa, chi magari semplicemente nel balcone, chi in giardino, e poi si lavora già per preparare gli orti. E allora con Paola Treppo e Francesco Snidero andiamo all'Orto Felice di Martignacco per farci dare qualche consiglio utile anche per capire come se la sta cavando questo comparto. Buongiorno Paola. Sì, buongiorno Alessandro, siamo con Chiara Saccavini e con lei, vedete, abbiamo allestito un tavolino con quelle che sono le erbe di stagione, anche andando verso la Pasqua si possono utilizzare anche per alimentare. Certamente, abbiamo scelto una serie di piante che possono essere indicate anche per delle frittate, anche da mangiare magari possibilmente in qualche picnic, ma insomma anche fuori in giardino con queste belle giornate. Posso illustrarvele se volete. Abbiamo ad esempio tutta una serie di erbe come queste mente che possono essere utilizzate, come dicevamo, sia nelle frittate sia anche per fare delle ottime tisane. Vedete che ci sono delle mente come questa che è la menta da tè marocchina, e poi delle mente che sanno di bergamotto, delle mente piperite, delle mente sarde rotundifoglia, la menta che sa anche di ananas, questa con la fogliella un po' pelosetta, e questa che è una menta nanissima che però non si usa in cucina, è più decorativa e anche molto da profumo. Ricordo che le mente, come anche ad esempio i basilici e i pelargoni, sono piante ottime per tenere lontano le zanzare che fra poco probabilmente cominceranno a infastidirci. Parlando dei pelargoni, qui ne ho scelti alcuni che hanno dei fogliami molto fragranti, molto profumati. Per esempio questo, che è una varietà di Graveolens, si chiama Grey Lady Plymouth, ed è una varietà che si usa nelle frittate, nelle minestre. Ha un profumo di rosa e limone. Il Graveolens era quella che in friulano chiamavamo anche l'erba, la malvarosa, ed è quella che utilizziamo per fare i charchons, che sono tipico pianto della Carnia. Qui per esempio c'è un altro pelargonio che è l'Atarofrosis, anche questo sa di rosa. Adesso vedete cominciano anche a fiorire, i fiori però sono di pelargoni botanici, quindi non grandi come i gerani che siamo abituati a coltivare sui nostri terrazzi. E questo poi, che è una meraviglia, che è un geranio tomentosum. Con questo si possono fare delle ottime frittelle. Le foglie infatti impanate, diciamo, e fatte friggere danno un sapore incredibile, sanno di menta. Ecco, quante sono le persone che hanno cominciato a sistemare i loro balconi, com'è l'afflusso insomma in vivaio? Nonostante la zona rossa, devo dire che c'è comunque un certo movimento. Per fortuna noi abbiamo spazi molto estesi per cui le persone possono girare nel vivaio, che è di 4 ettari, senza diciamo, eccessiva vicinanza, no? Per cui insomma sì, cerchiamo di fare rispettando tutte le norme in sicurezza, perché il benessere è la nostra priorità, visto che coltiviamo anche queste piante che in qualche modo vanno incontro al benessere. Ecco, proprio il benessere, curare le piante anche rimanendo a casa. Certamente, sono piante anche di poche pretese, e per esempio i gerani, pelargoni
botanicamente, sono delle piante molto ricche di oli essenziali che ci danno, annusandoli, una sensazione di benessere, di tranquillità che poche altre piante riescono a darci. Difatti, se voi guardate, in moltissime profumazioni, moltissimi anche medicinali, troviamo sempre il geraniolo, che è estratto da queste foglie. Quindi il geranio in questa stagione sia per abbellire i terrazzi, i balconi, ma anche per stare tranquilli, più in serenità. Certo, e poi non so, si può anche utilizzare adesso, visto che abbiamo bisogno di disintossicarci, no? Usciamo dall'inverno e da una situazione anche piuttosto complicata, ci sono tante erbe che possiamo inserire nelle nostre insalate di verdure fresche e che sono molto ricche di minerali, di sali minerali e di vitamine. Qui vi ho portato ad esempio della rucola silvestre, questa qua è la spontanea, ma poi ci sono tutta una serie di erbe, vengono chiamati misti giapponesi, sono delle senapi che si possono mangiare quando le foglioline sono così tenere e piccoline, danno un sapore un po' piccante alle nostre insalate, così come l'erba cipollina, così come anche adesso proprio la sua stagione l'aglio orsino, che danno sminuzzati un profumo particolare alle nostre pietanze, oppure anche questa che è una pimpinella, viene chiamata anche erba noce, che anche lei appunto ha questo sapore, rinfresca e dà una nota primaverile ai nostri piatti. Ecco, quanti sono poi diciamo i clienti, i cittadini che si rivolgono a voi per rifare invece l'orto, proprio l'orto, chi ha un po' di terra all'esterno della propria abitazione? Guardi, negli ultimi anni bisogna dire che c'è una ripresa dell'interesse verso gli ortaggi anche per piccoli spazi e anche sui balconi, per cui sono state create anche selezionate delle varietà anche di pomodori, per esempio nani, che si possono coltivare anche in balcone. Allora ringraziamo Chiara per questa illustrazione, per queste splendide piante aromatiche che si possono anche utilizzare nei piatti anche per il giorno di Pasqua, per chi cucina naturalmente in casa. E qui Alessandra da Martignacco ti restituisco la linea. Grazie allora a Paola Treppo e alla sua ospite. Noi ci fermiamo per la pubblicità, pronti poi a tornare nuovamente in diretta con A Voi la Linea. Sentiremo anche le parole di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione, in tema di vaccini. A tra pochissimo. Eccoci nuovamente insieme, andiamo adesso a sentire le parole del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, intervistato per noi da Andrea Pierini. Gli abbiamo chiesto cosa intende chiedere al Governo in vista dell'incontro che si terrà nel tardo pomeriggio tra Regioni e il Ministro Gelmini. Inoltre il Governatore invita Draghi a prendere l'esempio della Slovenia, intensificando i controlli ai confini. Tanti temi all'ordine del giorno, poi dalle possibili riaperture fino alla questione vaccini. Allora sentiamo il Governatore Fedriga. Presidente, questa sera all'incontro Stato-Regioni cosa vi aspettate anche alla luce di una situazione in Friuli Venezia Giulia che è pesante a livelli di contagio e con l'allarme sui pronto soccorso? Noi in realtà stiamo vedendo una diminuzione dei contagi, seppur i numeri sono ancora molto alti e ancora allarmanti. Però le regole le si scrivono non per se stessi. Quindi noi chiediamo che in quelle regole ci sia anche la possibilità di avere la zona bianca e la zona gialla. Dopo, rispetto ai numeri del singolo territorio, uno sarà dalla bianca alla rossa. Però non si può pensare, secondo me, di non ipotizzare che da qui alle prossime settimane a livello nazionale diminuiscano i contagi e qualche territorio possa trovarsi in una situazione migliore e quindi prevedere delle possibili riaperture. Su questo è fondamentale perché, siccome ci hanno raccontato fino ad oggi le fasce di colori hanno funzionato, non capisco perché oggi certe fasce devono scomparire. Chiederemo tre cose. Uno, appunto, di ipotizzare la permanenza delle quattro fasce, dalla bianca alla rossa, passando ovviamente per la gialla e l'arancione. Rispetto alla situazione contingente, poi ogni territorio sarà collocato in quell'area.
In secondo luogo chiediamo che venga superata la soglia dell'incidenza 250 ogni 100.000 abitanti, perché questo penalizza i territori che fanno più tamponi, cioè più sei virtuoso più sei penalizzato. Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione nel 2020, dopo una provincia autonoma, quella di Trento, a fare più tamponi per 100.000 abitanti, e nel 2021, in questi mesi, siamo, dopo la provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia tra i 51 e i 50.000 tamponi ogni 100.000 abitanti. Quindi non è che noi tamponiamo per tutelare il più possibile la popolazione rispetto anche a delle critiche ingenerose che ci arrivano dall'opposizione, che più che critiche sono speculazioni. Noi facciamo moltissimi tamponi e quindi molto tracciamento nei limiti del possibile rispetto a un'incidenza molto alta, appunto. Però queste servono a tutelare la popolazione. Se invece questo sono penalizzati, cioè l'incidenza si abbalta molto facilmente, basta che noi ci adeguiamo alla gran parte delle regioni come numero di tamponi su 100.000 abitanti. Facciamo crollare l'incidenza, non penso che questo sia utile ai cittadini, non sia utile al Paese. Allora superiamo la questione dell'incidenza, perché altrimenti vengono falsate totalmente le reali situazioni dei diversi territori. In questo senso le palestre dicono che loro il 6 sono pronti a protestare e ad aprire anche se il governo non dà il via libera. Capisco le difficoltà di settori che sono totalmente chiusi da ottobre. Io più volte, anche col precedente governo e al ministro Speranza, avevo sottolineato l'importanza, per esempio, per quanto riguarda le palestre, di iniziare ad aprire magari piccole parti di quell'attività. Le lezioni individuali fatte da istruttore con cliente, unici all'interno della struttura, a 2 metri di distanza, io vorrei sapere se mi possono spiegare qual è il rischio di focolaio che creano, perché altrimenti sono delle chiusure a prescindere, non sono delle chiusure per tutelare i cittadini dall'aumento della diffusione del virus. La Slovenia ha impedito molto le chiusure, si hanno messi anche le transenne ai confini. Ma io continuo a dire che è legittimo che un territorio tuteli i propri cittadini, anche se devo dire che tante volte ho visto territori con più contagi di noi si sono tutelate da noi, un po' particolare. Ma detto questo, a me sorprende che il nostro Paese non faccia altrettanto. Cioè noi dobbiamo tutelare, io l'ho fatto presente più volte e da mesi e mesi e mesi, che l'ingresso da paesi con contagi alti dobbiamo controllarlo. Questa è competenza nazionale, più volte l'avevo detto anche al Ministro degli Esteri, lo avevo detto al Ministro della Salute, interventi concreti non ce ne sono stati. Noi, come sapete, anche le scelte che ho fatto difficili di didattica a distanza in Friuli Venezia Giulia non avevano mai coinvolto i bambini più piccoli, perché capiamo che intanto la difficoltà dell'approccio con la didattica a distanza, un ragazzo delle superiori ha ovviamente un altro tipo di approccio alla didattica a distanza e anche una consapevolezza maggiore rispetto a un bambino delle elementari. Dall'altro lato è chiaro che i bambini più piccoli incidono moltissimo anche su tutta l'organizzazione familiare e lavorativa dei genitori. Quindi secondo me sulle elementari, le scuole materne è una cosa positiva che si possa riaprire in presenza. Noi abbiamo ricevuto in passato un'offerta sia per quanto riguarda Sputnik che per quanto riguarda il vaccino cinese. L'appello che faccio è sempre di concordare e confrontarsi anche per queste cose con il governo, perché le regioni possono dare delle informazioni, il governo ha degli strumenti ovviamente più potenti dei nostri per anche fare le verifiche dovute e gli approfondimenti necessari, altrimenti si rischia di fare delle fughe che dopo danneggiano la propria comunità. Bene l'attivismo di tutti per cercare di risolvere il prima possibile la situazione, però facciamolo in modo coordinato e in modo che tutti remino nella stessa direzione. Ma noi ad oggi riusciamo a fare 5.000 vaccini al giorno, nei prossimi giorni penso potremo arrivare a 7.000. Adesso penso che più che il passaggio del tipo di prenotazione o non prenotazione, noi abbiamo necessità che ci inviino il personale. A dicembre il precedente governo aveva preso un impegno che non dovevamo occupare personale regionale per fare i vaccini, ma arrivava personale aggiuntivo, perché il personale regionale è già occupato per tenere appunto le strutture ospedaliere, per curare le persone, per fare il tracciamento, per fare i tamponi. Invece purtroppo questo personale non è arrivato, o meglio è arrivato in modo assolutamente esiguo. Da noi doveva arrivare più di 300 persone, ne sono arrivate poco più di 50, con una necessità a livello regionale che sfiora le 500 persone aggiuntive. Quindi penso che il passaggio fondamentale, ed è quello che anche oggi dirò al Presidente del Consiglio Draghi, è di garantire il personale alle regioni per fare i vaccini, perché oggi sono le regioni che si stanno riboccando le maniche, che stanno mettendo a disposizione il personale, che stanno facendo la parte organizzativa, che stanno facendo gli hub, che stanno iniettando i vaccini. C'è, mi sembra, qualcuno a Roma, e non sto parlando del Presidente del Consiglio che invece ha dimostrato grande disponibilità e sensibilità, però che racconta come bisogna fare i vaccini, e c'è qualcuno che lo fa.
Raccontare non si sbaglia mai, facendo si sbaglia, però chi fa risolve i problemi, chi racconta fa tanta filosofia e poche cose concrete. E a proposito di attività che risentono della zona rossa, parliamo del mercato degli ambulanti, basta con le discriminazioni, riapriamo le nostre attività. Con questo slogan gli ambulanti della regione manifesteranno venerdì mattina alle 11 in Piazza Unità a Trieste. Allora andiamo a sentire le interviste raccolte da Davide Vicedomini nel fine settimana al mercato cittadino di Viale Vat a Udine. E sta andando malissimo. Io purtroppo, oltre ad essere appunto rappresentante del sindacato, sono un venditore di tessile e siamo bloccati. Le ultime notizie dicono sì, fino al 20 di aprile, cioè chiusura in un momento proprio fondamentale della stagione, perché la primavera porta risorse e nuove, e invece essendo bloccati abbiamo fatto gli acquisti per improntare la stagione, siamo bloccati a casa con la merce nei furgoni chiusa e questa cosa qui è drammatica perché comunque è passato un anno e noi sì, io come italiano dal mio governo mi aspettavo che dopo un anno c'è un qualcosa per poter dire non chiudiamo tutte le aziende di nuovo. È passato un anno, sì. Voglio solo dire questo, che qualcosa si poteva fare, non lo so, apriamo gli ospedali, abbiamo delle situazioni in regione di Gemona, Cividale o Palmanova dove c'era la possibilità, abbiamo non so quanti posti letto nelle caserme dismesse che potevamo, ma dovevamo fare qualcosa, invece siamo qui a chiudere le aziende e a tenere aperti i bar e multarli perché sono aperti e io non capisco questa cosa qua. Se io mi dai la possibilità di fare l'asporto, perché mi dai la multa se io do 3 caffè? È una cosa incredibile, se io non riesco a capirmi perché ci devono essere queste situazioni a decidere per chi rischia, perché il mio lavoro è fatto di investimenti, di rischio, perché rischio comprando la merce perché non sapendo in questo momento cosa fa, ma l'ho comprata lo stesso e adesso sono con la merce ferma a casa. Però non è tutto negativo, nel senso siamo qui al mercato di Viale Vat a Udine e stiamo vedendo che comunque la gente viene perché è affezionata. È una forma di resilienza, insomma. Sì, bravo, cioè, è un discorso che si sente più al sicuro tra l'altro perché venire a comprare all'aperto mi dà delle garanzie che non ho magari in altri posti. Ma questo è un discorso che ti farò fra un attimo, volevo solo terminare perché questo è un mercato che ha 40 anni, più di 40 anni di vita e la gente dell'Udinese si sente a casa sua e quindi viene a fare la spesa qua perché ha i contatti, ha tutte le possibilità, perché comunque c'è un'offerta enogastronomica impressionante, anche se tanti sono fermi perché dicono che comunque è un periodo negativo, però chi è venuto oggi qua va a casa con le borse piene di alimentari. Quello che ti dicevo invece è che c'è un'incongruenza nei DCPM che sono stati inoltrati ultimamente sulla lista delle merceologie che potevano stare aperte e quelle chiuse, no? Perché io sono stato anche in questi giorni qui nei centri commerciali e ho visto i negozi di intimo aperti, ho visto i negozi che vendevano saponi aperti e qui al mercato all'aria aperta dove è più sicuro e ormai non possiamo dire che non è vero, non ci danno la possibilità di esserci. E quindi questa incongruenza qui è devastante perché io sono capace di affrontare le situazioni, però fammele affrontare uguale per tutti quanti, no che mi dai un privilegio a qualcuno che è più rischioso e a noi per dirti ci impedisci di farlo più sicuro, perché ho colleghi che vendono intimo, che vendono detersivi, che vendono abbigliamento da bambino, che mi stanno dicendo ma come? Sono i negozi che stanno lavorando perché li fanno tenere aperti nei centri commerciali, nei centri e noi al mercato che siamo più sicuri, questa è una vergogna. Cioè chi ha fatto queste cose qui si deve vergognare perché è una cosa che adesso stiamo denunciando. Abbiamo indotto delle manifestazioni che nella settimana prossima andremo a fare davanti al Palazzo della Regione a Trieste o davanti a tutte le prefetture come si sta svolgendo in tutta Italia. Lunedì a Torino sono davanti alle prefetture per
dichiarare veramente questa vergogna. O siamo tutti chiusi o tutti aperti, perché sennò ci scagliamo uno contro l'altro. Termina qui questo appuntamento con A Voi la Linea, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona giornata, arrivederci.